Maria Arghira, Fantina Polo, Caterina Cornaro, Veronica Franco, Elena Piscopia Cornaro e Rosalba Carriera. 6 donne che hanno fatto la storia di Venezia, 6 donne vissute in epoche differenti e la moda dell'epoca. Questa pagina di storia è stata rievocata venerdì 16 luglio nello splendido contesto della Filanda di Salzano su iniziativa delle Pro Loco del Decumano, nell'ambito della rassegna Sotto le stelle a parlar di Veneto. Si parla appunto di tradizione, di cose, di personaggi, dell'ambiente, della vita di un tempo, quindi è un po' per ricordare quelle che sono le nostre radici, i nostri punti di partenza e che sono sempre importanti per la vita di ogni comunità. Bisogna rinascere in qualche maniera, lo stiamo facendo assieme alle Pro Loco, tutte le Pro Loco del Decumano, e chissà che vada sempre meglio. Noi siamo molto emozionati come Pro Loco, anche perché è una rinascita, una ripresa della, tra virgolette, normalità. Le Pro Loco sono state bloccate da questa pandemia come tutto il mondo e per noi qui di Salzano è proprio anche il primo appuntamento di questa seconda edizione di Sotto le stelle a parlare di Veneto. E siamo in una location strepitosa per la nostra Filanda, Romania Cur, e quest'anno abbiamo voluto partire questa edizione, questa seconda edizione, proprio qui da Salzano, dove l'avevamo chiusa l'anno scorso. Abbiamo fatto l'ultima serata e qui facciamo la prima, quindi l'apertura, e omaggiamo i 1600 anni di Venezia. L'originale sfilata dal titolo Moda e modi serenissimi ha visto sul palco alcune delle ragazze del corteo della Festa delle Marie di Venezia. Ciascuna di esse ha indossato i panni di una delle grandi donne veneziane che il sarto Francesco Brigi dell'atelier Pietro Longhi ha scelto per raccontare l'evoluzione della moda veneziana nei secoli. A regalare un'atmosfera particolare alla serata, omaggio ai 1600 anni di Venezia, anche le canzoni e arie veneziane interpretate dal mezzosoprano Francesca Gerbasi, accompagnata al pianoforte dal maestro Silvio Cerighin. Una lezione di storia per conoscere le vicende di queste 6 straordinarie donne e i particolari della moda, spiegati nel dettaglio con grande competenza dal sarto Brigi, artefice dei costumi messi in scena. Un esempio per tutte, la storia di Maria Arghira. Maria Arghira, che era la nipote dell'imperatore bizantino, di Bisanzio, andò in sposa al figlio di uno dei primissimi dogi, Pietro Orseolo. Siamo attorno al 1070 e venne a Venezia ovviamente con la sua cultura. La sua cultura significava l'uso della forchetta mentre si mangiava e tramite lei appunto venne introdotta a Venezia, tra lo scandalo assoluto, l'uso della forchetta e l'utilizzo dei profumi e dei saponi, tant'è che Venezia ne divenne il maggiore produttore mondiale per secoli. È l'unico produttore di profumi al mondo per almeno 400-500 anni.